con Luisa Tiengo, presidente della Proloco di Taglio di Po. Lei è stata 12 anni presidente, dentro nella Proloco da ormai 13-14 anni, e questa sera in una riunione dove si è approvato il bilancio ha dichiarato che non si vuole più ricandidare. Allora faccio una piccola premessa. Abbiamo ascoltato anche il commercialista che ha tenuto i conti, e lei 13 anni fa ha trovato una Proloco con molti debiti e adesso dà in mano al prossimo presidente una Proloco con un attivo importante, molto sana, e questo naturalmente le faccio i complimenti anche da tagliolese. E quindi la domanda è questa: perché si ritira? Mi ritiro perché sono vecchia, No. perché ho problemi di famiglia, non sono più in grado né io né mio marito a seguire la Proloco, quindi preferisco lasciare anche il posto a idee più fresche. Voi lasciate una Proloco in attivo, ma ciò nonostante non si riesce a trovare qualcuno che la possa sostituire? No, assolutamente ad oggi no, perché io già da un po' che dico guardate che finito il mio mandato io non mi candido più, quindi chi vuole entrare è libero. Però ad oggi non ho mai visto nessuno a chiedere ascolta mi interessa, voglio venire, mi spieghi o cosa devo fare. Nessuno ad oggi che sia venuto a chiedere di entrare a far parte della grande famiglia della Proloco. Ecco, l'Assemblea ha chiesto questa sera di rimandare le sue dimissioni fino al 29 giugno, quindi il 29 giugno le persone Facciamo che possono... questo, sì, esatto. allunghiamo per darla vedere, dare la possibilità, se c'è qualche altra persona che vuole entrare, ma dico fino a ieri o fino a 2 minuti fa dove siete stati, dico, quindi non lo so, speriamo che ci sia un nuovo gruppo, perché non si può lasciare un paese senza Proloco. Senza Proloco. Io la ringrazio naturalmente per la sua disponibilità e anche per quello che ha fatto per Taglio di Po. Sanare un bilancio di questo tipo con i debiti che ha trovato lei quando è partita merita solo complimenti. Ti ringrazio, però volevo aggiungere un grazie a tutto al mio staff della collaborazione di tutti questi anni, nell'alto e nel basso, diciamo, e anche all'amministrazione, alla forza dell'ordine, ai vigili e a tutti i commercianti soprattutto che ci hanno dato una mano per portare avanti queste nostre iniziative. Grazie anche a te Leandro, grazie a tutti e buon lavoro.